Guardate che belle alici ho trovato stamattina dalla mia pescheria di fiducia. Per risparmiare tempo, perché vi proporrò una ricetta molto veloce, le ho già acquistate e pulite. In una ciotola acqua fredda e un po' di aceto di vino bianco. Potete pulirle voi togliendo la testa, l'interiora, oppure farlo fare al vostro pescivendolo. L'unica cosa che manca da togliere a queste alici sono questa spina sulla schiena e la coda. Diamo una sciacquata, mettiamo a scolare e sono pronte. Mettiamo un attimo da parte le alici e ci occupiamo della panatura. In questo caso ci serve della mollica di pane. Per condire la mollica vado a tritare un po' di prezzemolo fresco, un cucchiaio di capperi dissalati, li vado a tritare insieme al prezzemolo così da diventare sottili. Posso già mettere nella mollica. E adesso aggiungiamo uno spicchio d'aglio tritato, pecorino siciliano, scorza grattugiata del limone, secondo me non può mancare. E oltre alla buccia anche il succo di limone ci serve per rendere umida la mollica. Un pizzico di sale, pepe nero e olio di oliva. Questa è la consistenza perfetta che deve avere la nostra mollica. Non deve essere bagnata, ma deve essere umida. Mettiamo sul fondo un filo d'olio e un po' della nostra mollica. E adesso iniziamo a formare il primo strato adagiando le nostre alici una accanto all'altra. Sulle alici mettiamo un pizzico, ma proprio poco, di sale. Distribuiamo un bel po' di mollica. E adesso via con il secondo strato di pesce. Ancora pochissimo sale e una bella manciata di mollica. Questo tortino avrà un cuore morbido, ma fuori sarà croccante e sfizioso. E adesso vado con il terzo e ultimo strato di alici. Adesso completiamo solo con la mollica. Nel link sopra il video vi lascio la ricetta completa con tutte le dosi e anche le misure di questa piccola pirofila. Intanto io completo con un'altra spruzzata di limone, un altro goccio di olio, pochissimo, e siamo pronti per mettere in forno. Appena 20 minuti di forno e lo sformato è pronto. Pronto per essere mangiato caldo o freddo. Si sente tutto, il profumo del mare, delle alici, il profumo del limone. Questa ricetta è squisita ed è facilissima, come avete potuto vedere. E se vi piace condividete il video.